Come stai? Piacere di vederti. Tornato, sì, ahimè, fatto di cosa? Non lo so. Cominciamo. Vediamo la notizia che deve essere stappato la cosa della Ah sì? Rotta proprio? C'è niente da fare veramente. Sì. Non c'è speranza di rimediare adesso. L'importante è che tu stia petto alto e spalle indietro e nessuno se ne accorgerà, perché si accorge solo se fai così. Va bene, una buona cosa. O lascio questo che tira meno. E in effetti sto vestito a 20 anni, però c'entro ancora, però. Così si fa come È già qualcosa. Vedo che la disciplina non va Prego i soci di prendere posto. Ciao Tilio, stai bene? Sto bene. Piacere di vederti. Abbiamo fatto? Sì. Avevo chiesto a una Costa, è chiaro che abbiamo fatto quello che il corrispondente, poi c'è sicuramente il corrispondente residente, per questo che Masiero mi ha mandato un curriculum, e mi fa e se ce ne sono altri questo non ce la può controllare. Comunque io da sempre chiedo al decano. Ancora non la vedi mai. Va bene, parliamo. Comunque. Allora, cominciamo anche perché un numero consistente di consorci. Claudio, ti aspettavamo. Sei in ritardo di 3 minuti, sì. E io mi toglierei anche il cappotto, forse, sai? Aveva fatto tutto secondo i suoi desideri. Dicevo anche nell'interesse dei consorci che sono connessi in remoto, sono molti. Comunque sono contento di vedervi numerosi quest'oggi per una consuetudine che per noi è importante, e cioè la commemorazione di soci che hanno molto significato per questo istituto, per noi, anche personalmente. Oggi è il turno di Giovanni Felice Azzone di Licio Azzone, cui anch'io personalmente ero legato da amicizia, da rispetto, da ammirazione, dalla presenza che ha avuto in questo istituto lungamente, autorevolissima, sui temi più vari, non solo culturali, ma anche di amministrazione, di gestione. Aveva molte idee, molte proposte da fare, eccetera. È sempre stato molto, molto ascoltato. E con questo spirito che invito, ringraziandolo, il professor Paolo Bernardi, a tenere la commemorazione di Licio. E alla termine della commemorazione non vi sarà ovviamente discussione, si interrompe la seduta per poter salutare la famiglia in maniera adeguata e la riprenderà dopo una quindicina di minuti. Paolo, ti prego. Buongiorno a tutti. Sono, come dire, grato al Consiglio di Presidenza per questo incarico. Spero solo di riuscire a rendere, nel tempo che è inevitabilmente limitato, una figura così importante per la vita dell'Istituto e per la scienza internazionale, e cercherò di darvi conto proprio di cosa gli dobbiamo. Uso il plurale perché siamo in molti. Un uomo fuori dal comune. Io l'ho conosciuto nel 76, prima da studente, e poi come interno nel suo istituto, come laureando in medicina. Lui aveva 50 anni ed era nel pieno della maturità scientifica, per cui la sua vita precedente l'ho imparata parlando con lui, ma anche da una fonte preziosissima che ho avuto dalla signora Anna Rosa, che è seduta qui in prima fila, cioè una breve autobiografia
che ho usato moltissimo per essere il più possibile fedele a quello che pensava e che userò in alcuni punti e che citerò in maniera letterale. Per cui lascerò parlare lui quando posso. Era nato a Napoli nel gennaio 27, quindi è mancato alla soglia dei 94 anni. A Napoli ha cominciato gli studi in medicina, ma si è trasferito subito a Roma. Roma, in un momento critico per la storia italiana, lui si laureerà nel 1950. Vi dico una brevissima citazione dall'autobiografia. Ho vissuto la mia gioventù in un momento molto critico della storia dell'Italia, e cioè nel momento in cui stava crescendo il conflitto fra bisogni e aspirazioni dei cittadini e governo del Paese e si stavano diffondendo nuove idee, nuove concezioni sul funzionamento della società. Tutto ciò non poteva non provocare effetti profondi, specie sui giovani. Qui c'è già un tratto fondamentale del carattere di Azzone, che è l'impegno prima politico, poi sociale, poi per la vita accademica, ed era uno che lottava per quello in cui credeva. Questo è una cosa curiosa. Io quando entrai in internato per merito di un professore di biochimica, dice, sai, ha un carattere difficile. Io trovo che non avesse un carattere difficile, ma che avesse un carattere deciso e sempre pronto a difendere le sue idee a qualsiasi costo. E questo interesse sociale lo coinvolge nella politica molto presto. Già al liceo a Napoli era molto attivo e a Roma diventa membro del Partito Comunista. Durante l'occupazione, prima dell'adesione al Partito Comunista nel 1948, lui sta nelle formazioni della resistenza del Partito d'Azione. Poi diventa membro dei gruppi universitari di iniziativa democratica e infine il percorso si conclude nel Partito Comunista e fra il 48 e il 53 mi disse una volta praticamente smette di studiare, cioè fa gli esami, è molto brillante, è un bravissimo studente, ma i suoi interessi erano soprattutto per la politica. Tenete presente che era arrivato a fare il segretario della sezione universitaria e in più era responsabile romano dell'organizzazione degli studenti medi, anni turbolenti, al punto che l'uomo era coraggioso ma minuto di corporatura e erano periodi difficilissimi con i fascisti che ancora spadroneggiavano e il partito gli dà una guardia del corpo, un omone grande e grosso di nome Mario, questo l'ho saputo dalla signora Azzone, che lo seguiva e lo difendeva perché c'era veramente il problema dell'incolumità fisica. Poi un dettaglio, questo Mario è diventato un ristoratore famoso a Londra e dice la signora Anna Rosa che li ha nutriti poi per anni, era un posto di ritrovo anche della nobiltà, quindi un percorso curioso. In questo periodo, fra l'altro, risale la sua amicizia e consuetudine con personaggi di grande prestigio e peso come Giorgio Napolitano, era un suo amico personale, ma anche Marco Pannella, no? Negli anni erano proprio compagni di avventure e di iniziativa. Nel 1953 succede, forse è stato l'anno più critico della sua vita, me ne aveva anche parlato lui, perché avvengono due cose che hanno un rapporto in qualche modo di causa ed effetto. Il primo è il distacco dalla politica. La data è importante perché moltissimi intellettuali del PC si sono staccati dopo i fatti d'Ungheria, lui lo fa prima e dice, scrive lui, che il motivo era una dura critica che faceva verso una struttura troppo dittatoriale, si chiamava centralismo democratico, ma il metodo non era certo quello della discussione critica, e la povertà culturale di tutto il movimento politico. Questo è il 1953, figuriamoci adesso cosa direbbe. Il distacco diventa definitivo coi fatti d'Ungheria, come per molti altri, e di questo lui scrive: questa svolta è stata fortemente influenzata dalla rivoluzione ungherese e prima ancora dal rapporto di Khrushchev sui crimini di Stalin, che aveva suscitato un grande disagio fra tutti coloro che si ispiravano ai principi marxisti. Un disagio che molti di noi avevano reso pubblico nelle riunioni ufficiali del partito, in particolare nel congresso del 56, e che si trasformò poi in completa rottura per motivi di carattere etico. Ricordo di aver trovato moralmente inaccettabile il modo con cui venne ucciso il primo ministro ungherese Imre Nagy dopo un processo a porte chiuse. Nagy, rifugiato all'ambasciata jugoslava, si era consegnato all'Armata Rossa dopo l'impegno di aver salvato la vita. Questo è stato veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quindi nel 1953 riprende l'attività scientifica che aveva abbandonato nell'Istituto di Patologia Generale, in cui lavorava come aiuto il professor Aloisi.
Qui c'è una bellissima immagine di Azzone quando riceve una delle tante onorificenze del presidente Pertini in presenza di Massimo Aloisi, che è la figura al centro. Poi si sposta a Modena, però c'era una cosa curiosa e ho scoperto com'è andata da un bell'articolo che ho avuto dalla signora Azzone di quando si candidò a rettore senza successo. Io dico per fortuna, perché l'avremmo perso molto prima noi. E succede questo. In realtà, quando lui parla della sua storia, della storia della patologia generale, la fa risalire a quando Aloisi, negli anni 30, va nell'istituto di Vernoni, grande patologo, che introduce la biochimica nello studio della patologia generale. Quando Vernoni va in pensione nel 1951, fa una battaglia fortissima perché Aloisi sia il suo successore e per un voto non ce la fa. Era troppo di sinistra. Questa è la verità, e la politica c'entra molto nella storia di Azzone. Vedrete che c'è un altro dettaglio ancora più interessante che verrà, non interessante, un altro dettaglio curioso che viene poi. Per cui Aloisi in realtà viene mandato in cattedra a Modena. Azzone resta a Roma ma deve fare la tesi e la fa in biochimica col professor Rossi Fanelli. Il primo posto che Aloisi ha a disposizione chiama Azzone, che era uno studente brillante, già una mente brillante all'epoca, e Aloisi se n'era accorto. A Modena succede un'altra cosa importante quando lui si trasferisce, e cioè vengono reclutati Schiaffino, Margaret, Carafoli, il gruppo che poi si trasferirà a Padova e creerà il grande istituto di patologia generale e l'area della patologia generale a cui contribuirà molto il professor Gino Chieco, che Aloisi volle in cattedra in patologia generale, quindi diciamo un gruppo di fuoco impressionante. Eppure questa è legata a una coincidenza incredibile, perché la facoltà, lui vince il concorso Aloisi, voleva venire a Padova, la facoltà non lo chiama, per un voto, ancora una volta, perché era troppo di sinistra e a Padova non andava. Se non che il caso vuole che il professor Severi, che vinse quel concorso, muore in un incidente stradale e devono chiamare Aloisi, che era vincitore. Quindi questo segna il destino della scuola padovana. Pensate che senza questo incidente avremmo 10 soci dell'istituto in meno. E io non sarei qui a parlarvi in questo momento, pensa alla vita. Carafoli in realtà si ferma pochissimo a Padova, va subito a Zurigo, dove farà praticamente tutta la sua carriera, salvo rientrare negli anni 90, quando va in pensione. Però Carafoli è stato il primo interno del professor Azzone. Non erano tanto distanti per età, ma hanno ben 6 lavori in comune, anche se poi appunto Carafoli all'epoca non contribuirà alla scuola padovana. Cosa studia in questa fase? Aloisi era l'esperto del muscolo, il gruppo lavorava su quello, in particolare avitaminosi che causano la distrofia muscolare, un bellissimo modello in vivo per studiare i meccanismi. Azzone era affascinato dallo studio dei meccanismi. Un'altra cosa che fa, e questo è importante da capire, cercherò di limitare la scienza al minimo, ma qualcosa vi devo dire perché lui l'avrebbe apprezzato molto, studiava anche il meccanismo di rilascio del muscolo. Attenzione, io sono convinto che molti di voi pensano che l'energia della contrazione, infatti si dice energia della contrazione, l'energia, l'ATP, che è la moneta energetica, serva per contrarre il muscolo. Non è vero. L'energia serve a rilasciarlo. Tanto è vero che dopo la morte c'è il rigor mortis, no? C'è una contrattura spastica praticamente irreversibile che è legata alla carenza di energia. E secondo me lì comincia a balenargli un'idea. E infatti lui dice che nel 1957 matura la decisione di cambiare completamente il campo di attività, decisione che si materializza nel 1959 quando va a Stoccolma per lavorare con Lars Ernster al Werner Gren Institute a problemi di bioenergetica. Dovete sapere che l'ATP è la cosa che fanno i mitocondri. Allora, cosa va a studiare e perché è una cosa così importante? Allora, lui non sa niente, no? Ha 33-34 anni, ma decide che quello è il futuro. Oggi c'è la medicina mitocondriale, cioè è stato assolutamente un pioniere in questo. Giusto per farvi vedere cosa sono i mitocondri, questa è una microscopia elettronica di quello che li ha descritti meglio di tutti, George Palade, poi George perché è andato negli Stati Uniti, ma era rumeno. Vedete che sembrano dei batteri, questo lo vede anche un occhio inesperto. E in effetti si sono evoluti, questa è la rappresentazione grafica, da batteri simbionti, cioè che a un certo punto nell'evoluzione hanno colonizzato la cellula eucariote, che aveva già il nucleo,
e le hanno conferito una capacità unica, quella di respirare. Se voi pensate alla respirazione, pensate ai polmoni. Non è vero, non sono i polmoni l'organo, si dice così per approssimazione, ma i polmoni servono a caricare di ossigeno i globuli rossi, ma l'ossigeno va nelle cellule dove la respirazione la fanno i mitocondri. La cosa straordinaria, cos'è la respirazione? È un processo in cui l'ossigeno viene consumato per bruciare dei substrati. È come il ceppo di legno che brucia. E sappiamo bene che o la fiamma del gas che non brucierebbe se non ci fosse l'ossigeno. È una reazione che sviluppa energia. Gli elettroni vanno all'ossigeno e questo libera energia. Questa è la catena respiratoria, quella che hanno i mitocondri. Questi sono i substrati, quelli che derivano dal cibo. Vedete gli elettroni che corrono verso l'ossigeno attraverso una serie di trasportatori che si chiamano citocromi. La cosa strabiliante è che questa energia che si libera non viene dissipata sotto forma di calore, come avviene, pochissima viene dissipata sotto forma di calore, e viene usata invece per sintetizzare questa molecola a alta energia che si chiama ATP. Ho messo in rosso questo legame con i due circonflessi per dire che è alta energia, è quello che fa funzionare le pompe, è come la benzina dell'automobile. Il problema è cosa c'entrano gli elettroni con la sintesi chimica dell'ATP. Questa storia, cioè cosa ci sta qui in mezzo, ha occupato le menti migliori del Novecento, a partire dagli anni 20 fino all'80, 78 c'è stato il premio Nobel a Peter Mitchell, ma credetemi è un problema di importanza vitale, perché capire questo mistero è la chiave della vita. Ricordatevi che senza i mitocondri noi non potremmo camminare, non ci sarebbero gli organismi pluricellulari. Perché? Perché mentre gli organismi semplici possono fare ATP dal glucosio, ma sono 2 molecole di ATP per molecola di glucosio, i mitocondri da una molecola di glucosio ne fanno 32. Quindi è stato un vantaggio enorme che ha permesso l'evoluzione delle specie pluricellulari. Una cosa analoga vale anche per la fotosintesi e per l'attività mitocondriale nelle piante, quindi è un problema veramente di interesse generale. Quindi cosa ci sta fra la respirazione e la fosforilazione? Infatti il processo si chiama fosforilazione ossidativa. Questa è la lista dei premi Nobel che hanno contribuito a questo problema. Parte da Otto Warburg, che ha scoperto questo enzima qui, quello che riduce l'ossigeno, Hans Krebs, che ha capito cosa succedeva ai substrati prima della catena respiratoria, Peter Mitchell, vi dirò 2 parole su di lui, John Walker e Paul Boyer per la struttura dell'enzima ATP sintetasi. Questo per dire l'importanza del problema. E Azzone era un uomo coraggioso ai limiti dell'incoscienza, perché lui si mette da neofita, ma sceglie la persona giusta, che è appunto Lars Ernster. E l'esordio è assolutamente strepitoso. Questi, fra il 60 e il 61, pubblica 6 lavori, 2 su Nature, 3 sul Journal of Biological Chemistry, che era la Bibbia della biochimica, era poco accessibile agli europei, e un Experimental Cell Research, guardate, High Energy Phosphate Requirement, il fosfato, l'energia che tornano. Nel giro di altri 2 anni, un altro Nature e un JBC, Energy Coupling, accoppiamento in particelle non fosforilanti. Quindi veramente un esordio chapeau. Tanto è vero, e adesso lascio parlare lui, ve l'ho scritto perché devo fare una considerazione importante su questo. Cosa dice del suo maestro? 4 anni hanno lavorato assieme. Ernster ha dato un contributo decisivo alla mia formazione scientifica durante i 4 anni della nostra collaborazione. Nutro una grande riconoscenza per Lars Ernster per 2 motivi. Il primo è che Ernster ha dedicato una parte importante della sua vita per fornirmi tutte le conoscenze scientifiche necessarie ad operare in uno dei settori di punta della ricerca biologica, quindi lo sapeva. In questo settore si concentrava infatti il lavoro di molti dei più importanti laboratori del mondo e l'attività degli scienziati più famosi. Il secondo è che Ernster è stato lo scienziato che mi ha fatto partecipare in qualità di relatore ai più importanti congressi internazionali, consentendomi così di acquistare in poco tempo una reputazione scientifica molto alta. Infatti, dopo 5 anni dal mio arrivo a Stoccolma, ho ottenuto una cattedra a Padova. Qui c'è una parola chiave, assai fuori dal comune, riconoscenza. Non si prende i meriti, li dà a Ernster, e questa, credetemi, è una cosa rara. Un giorno lui me l'ha detto: Paolo, non si aspetti mai riconoscenza da nessuno. Non era uno che ti raccontava tanto, insomma, però ogni tanto nel corso degli anni. L'altra cosa che non potete vedere, perché la biografia l'ho vista solo io,
Lui, quando parla del suo laboratorio a Padova, parla del laboratorio di Padova, non parla mai del mio laboratorio. Era un uomo in questo assolutamente modesto. Infatti una volta mi disse: Paolo, nessuno si può giudicare da solo, il giudizio sta agli altri. Questo rapporto con Ernster è stato molto importante. Questo è una Nobel Symposium e credo sia l'ultimo a cui Azione ha partecipato come scienziato attivo, su invito di Ernster. Questo invece è il congresso che gli abbiamo dedicato, tutta la sua scuola ha contribuito a organizzarlo a Padova nell'occasione del 70° compleanno. Ve lo mostro per un motivo. È raro che l'IUBMB sponsorizzi un congresso dedicato a qualcuno e lo ritengo veramente un atto di onore per lui e un atto di rispetto. Lui ha fatto una bellissima lecture sulle sue cose. Abbiamo invitato il Gotha della ricerca, cosa che lui appunto meritava ampiamente. Aspettate che cerco, eccolo, andiamo avanti. Questa è una foto con Ernster al banchetto del congresso. Vedete che sono entrambi molto felici. E questa è presa invece nella festa che la signora Anna Rosa fece a casa sua, e quello in prima fila con la cravatta non proprio sobria è Sir John Walker, che 2 mesi dopo prenderà il premio Nobel. Lui ha sempre detto che Padova gli portò fortuna, perché venne al congresso a presentare quello che poi sarebbe uscito su Nature e che gli valse il premio Nobel. Bene. Torna in Italia e comincia, mette in piedi il suo laboratorio. Cos'è il suo... dimenticavo di dire, mi capita perché sapete, per me è anche una componente emotiva questo discorso. Questa è la lista dei grandi che lavoravano su questo argomento. In grassetto sono i 2 premi Nobel. Forse a voi i nomi non dicono molto, ma Britton Chance, Martin Klingenberg, per me, quando ho cominciato a lavorare nel settore, era una specie di empireo a cui era difficile avere accesso. Gli italiani se la cavavano molto bene in questa disciplina. Qui c'è una lista di quelli più di rilievo, compresi i baresi, Palmieri, Papa, Quagliariello e la Saccone. Peter Mitchell ve ne parlo dopo perché è quello del premio Nobel, e organizzano i famosi Bari Meetings che nell'80 si trasformeranno in European Bioenergetics Conferences, che raccolgono ogni anno, ogni 2 anni, il meglio, ed erano, mi dicono, io ho partecipato a un paio di Bari Meetings fine anni 70, era già troppo tardi, che fossero come delle arene o boxing rings, perché se le davano di santa ragione, insomma, non erano teneri. Ma torniamo a questo problema e vi dirò in 2 parole perché questa diapositiva diventa importante. Peter Mitchell ha una sua ipotesi, perché credetemi, era un disastro. Azione mi disse: guardi, negli anni 60, di fatto ogni esperimento bisognava fare una teoria ad hoc per spiegarlo, quindi vuol dire che nessuno capiva. Una teoria che spiega deve spiegare tutto, no? E Mitchell propone una cosa rivoluzionaria, che è questa. Lui dice: non esiste un intermedio a alta energia, tutti cercavano un composto chimico che non esisteva, infatti nessuno l'ha mai trovato. Lui diceva: no, ci sono le pompe protoniche e questo crea un potenziale elettrico, cioè il mitocondrio è una batteria. È facilissimo, è quello che è. Carichi la batteria e poi usi la corrente, e la corrente viene usata dalla ATP sintasi per fare l'ATP. Il punto chiave è che la corrente è di protoni, non di elettroni, ma la separazione di carica è lo stesso principio. Quindi una cosa di una semplicità disarmante. Prima l'hanno trattato come un pazzo, me l'ha raccontato Azzone questo, lui si sedeva, faceva il suo intervento, lo guardavano. Poi pian piano hanno cominciato a capire e rapidamente questa è diventata il problema fondamentale. Se Mitchell aveva ragione o aveva torto. Cosa ha fatto Mitchell? Ha mandato a tutti questi laboratori un librino a sue spese, bello spesso, questo qui è metà di un formato A4, dove riassumeva la sua teoria e diceva: dimostratemi che ho torto. Proprio dice: scrivo questa cosa perché voi possiate dire se ho ragione o ho torto, ma fate gli esperimenti e aiutatemi a capire. Azzone si schiera, ha un laboratorio che comincia a macinare scienza di alto livello e si schiera contro. Poi vi dirò perché è importante. I primi allievi sono Angelo Azzi, che poi ha fatto una brillantissima carriera prima in Svizzera a Berna e poi adesso alla Tufts University a Boston. Stefano Massari era il suo teorico, che ha chiuso la carriera da associato. Tony Scarpa, che poi andò alla Johnson Foundation con Britton Chance, qui gente di altissimo prestigio. E anche qui lui comincia a fare delle cose straordinarie. Questo è sui Proceedings of the National, insomma, PNAS, grandissima rivista, variazione del volume, ma questi 4
a me hanno colpito moltissimo. E vi dico perché sono stati così importanti, e su questo vi dirò un breve aneddoto. Io ho parlato moltissimo con Azzone durante la mia vita, ma soprattutto quando lui stava ritirandosi e io stavo scrivendo la mia prima Physiological Review, e la mia ambizione era di raccontare anche il passato per spiegare il presente e poi e quindi ho studiato moltissimi lavori che non si trovavano su Medline e quindi intervistavo lui. Parlavamo chi faceva cosa, chi diceva cosa, e in particolare questi 2 lavori che io conoscevo li ho studiati a fondo e dico, ho un'illuminazione, dico, ma scusi, questi 2 lavori sono la prova che un gradiente elettrico può guidare la sintesi di ATP. Lui riusciva a farlo col potassio, avvelenava, era un creativo straordinario, usava molto gli ionofori. E mentre parlavo, vedevo che pensava, sai lo sguardo di uno che ti ascolta ma vede qualcos'altro? E alla fine cosa mi ha detto? Dico, come ha fatto a non capire? Io proprio, non mi pareva possibile. Sono stato testardo. Sono stato testardo. La mia domanda era mal posta probabilmente, perché è molto facile interpretare quando hai capito tutto, perché qualcuno te l'ha spiegato. Lui dentro al problema era talmente fedele alla sua idea, talmente convinto che fosse giusta, che fino alla fine ha tenuto duro, ed è un peccato. Questa è una cosa personale che vi dico. I lavori erano così brillanti e così importanti che secondo me, se lui avesse capito allora, cioè 10 anni prima, forse il Nobel di Mitchell sarebbe stato condiviso, perché aveva gli esperimenti più brillanti di tutta quella serie che vi ho mostrato, sulla bioenergetica. Per cui, ma non se l'è presa, lui aveva coscienza dei suoi meriti, senza esagerare. Subito dopo il professor Montecucco comincia a girare per l'istituto. Azzone non ha mai pubblicato con Cesare Montecucco, ma lo stimava talmente. Montecucco era allievo di Azzi, che si è lasciato all'epoca, non proprio in termini amichevoli, diciamo, ma naturalmente l'allievo non ha pagato questa cosa, anzi l'ha sostenuto per tutta la vita e lo ha sempre considerato una delle sue punte di diamante. Lo cita nella sua biografia. E poi arriva Tullio Pozzan, che purtroppo è mancato di recente, un gruppo dell'Antone Bragadin e Colonna. Adesso vado rapido, poi sono entrato io, assieme a Francesco Di Virgilio, pochi mesi, poi Daniele Pitbon e Mario Zoratti. Rapidamente vi faccio i nomi. L'ultimo è stato Rosario Rizzuto, è stato lì pochissimo tempo, ma è stato un priming importante perché ha lavorato su temi che poi vi dirò. In realtà Rizzuto si è formato poi con Pozzan dopo aver fatto il PhD ed è rientrato a Padova in un secondo tempo. Però questo è il blocco con cui ho convissuto per 4, 5, 6 magnifici anni assieme a lui. E adesso vi dico una cosa importante, non vorrei andare overtime, ma poi l'ultima parte è un po' più rapida. Questo cito Azzone, lo leggo da qui perché ci vedo sempre meno, no, lo leggo da lì perché non lo trovo. Nell'istituto che ho avuto la fortuna di dirigere ho sempre fatto in modo da dare i posti solo in base alla qualità e questo ha permesso la confluenza di competenze diverse indipendenti dal tipo di laurea. Ho considerato uno dei più grandi successi della mia attività scientifica l'aver creato un laboratorio di ricerca multidisciplinare in cui biologi, medici, chimici e fisici hanno lavorato insieme. La creazione del laboratorio multidisciplinare di Padova è stata un'anomalia rara rispetto alla tradizione corporativa dei laboratori italiani. Adesso a voi può sembrare banale, no? Siamo nel 2022, ma non è affatto banale e Azzone fece una battaglia feroce contro gli istituti monocattedra. Facoltà di medicina, i medici reclutavano i medici, biologi, non potevi metterci il becco, gli istituti erano tutti separati, la biologia stava separata da noi, erano dei piccoli reami. Lui che ha capito subito cos'è la scienza, non solo lo diceva, non vi dico cosa pensavano di lui i colleghi della facoltà, ma lo faceva. Poi non crediate che utilizzasse le persone come dei mezzi, erano sempre delle persone con dei fini. Pozzan medicina, Dell'Antone chimica, Montecucco biologia e chimica, Bragadin chimica, Colonna chimica, Di Virgilio e io medicina, Zoratti chimica, Pietro Bon chimica, Petronili Luvisetto chimica, Rizzuto medicina. Questi erano tutti professori associati, li prendeva prima come assistenti, quindi voglio dire, metteva in pratica quello che affermava essere valore. E questa è stata una battaglia importantissima e lui è stato assolutamente un precursore. Come si viveva? Adesso purtroppo non voglio farmi prendere la mano perché sennò vado veramente
oltre il tempo, però una cosa ve la devo dire, non si facevano i group meeting, adesso una volta alla settimana di solito la gente si riunisce, no, con lui si facevano ogni giorno. Verso le 5 del pomeriggio chi c'era andava nel suo studio, aveva una lunga lavagna verde e chi aveva da dire diceva, esperimento del giorno, lui proponeva un tema, si parlava, io mi ricordo che ero intimidito perché non sapevo niente, mi ricordo soprattutto gli esordi, e a un certo punto si gira verso di me e fa: e lei cosa ne pensa? In questo tono. Qui ci sono due cose importanti, non scherzava, poi mi ha spiegato perché lo chiedeva a me, che ero quello che sapeva di meno. E la cosa era questa. Lei ha sentito la storia, l'abbiamo inquadrata, ha tutti gli strumenti intellettuali per dire che impressione le fa e cosa ci vede. E secondo me il suo parere è molto importante, lo faceva con tutti ovviamente, io ricordo la mia esperienza, vedo qui Daniele Pietroboom, stessa storia, non ha condizionamenti. Paradosso. Sapeva lui poi interpretare quello che gli dicevi, infatti i suoi rapporti con noi sono stati straordinari, ognuno di questi aveva un suo progetto, pur essendo tutti parte dello stesso gruppo. Lui ci vedeva come interlocutori, non faceva le cordate. E l'altra cosa è lei. Lui odiava il paternalismo, naturalmente esistono delle tradizioni accademiche, noi non potevamo dargli del tu, e lui ci dava del lei, infatti. E questo gli serviva a due scopi. Uno, evitare il paternalismo nel modo più radicale, e il secondo, evitare di dimostrare in modo troppo aperto simpatia o antipatia. Non ha mai preso una decisione che non fosse dettata dalla sua convinzione di chi era in quel momento più degno di quella posizione. Questa è la punta dell'iceberg. Per il laboratorio sono passate altrettante persone, se non di più, che non si sono fermate, hanno trovato posto in altri contesti, ma è una cosa incredibile che razza di talent scout sia stato quell'uomo. È una dote rara. Lui si vantava un po' di questo. Paolo, sa quanto mi ci vuole a capire a me se uno è in gamba? 5 minuti, con quell'aria un po' furba. Anche dal punto di vista amministrativo, il Vallisneri, che è la casa della ricerca preclinica e biomedica padovana, è merito suo, largamente. Vado rapido perché vedo che sto esaurendo il tempo a disposizione. L'asterisco sono i soci dell'Istituto Veneto, se vi foste domandati che significato aveva. L'ultima allieva è Marcella Canton, che prende il dottorato, adesso è professore associato anche lei di biochimica. Ma la storia non finisce. Mario Zoratti fa il training a Ilti Cosabò, scoprono il megacanale mitocondriale, lavoro di grandissima classe. Rizzuto con De Stefani scopre il canale del calcio e il canale del potassio, che erano temi classici del nostro laboratorio. Io di me non parlo, ma tramite i miei allievi questa scienza, io sono stato forse il più legato ai temi originali che aveva Azzone, ormai è un fatto europeo, ho messo un paio, uno in Finlandia e l'altro in Francia, e attraverso il straordinario Luca Scorrano, che si è laureato con me, ha fatto il PhD, poi è passato per Harvard, poi per Ginevra, è tornato a Padova come professore di biochimica nel Dipartimento di Biologia, che ha fatto il training a Cristian Frezza, che è professore a Colonia, direttore di un istituto, quindi siamo veramente la terza generazione, e quindi questo gli avrebbe fatto molto piacere, perché forse la cosa di cui più era orgoglioso dopo la famiglia erano i suoi allievi. Cito brevemente che ha dato grandi contributi alla filosofia e all'epistemologia delle scienze biologiche e mediche. I punti sono questi: scienze biomediche, fisico-chimiche, dualismo degli esseri umani, che sono entrambe le cose, riduzionismo e complessità degli organi viventi, esseri viventi, la malattia come processo storico-evoluzionistico, le implicazioni della concezione sui comportamenti degli esseri umani. Questo non la leggiamo, ma è il numero che fa impressione. Queste sono monografie o articoli scientifici su questa tematica su riviste internazionali con peer review. Fa veramente impressione quante cose riuscisse a fare. Era un organizzatore. Questo è un bel meeting che organizzò l'Istituto Veneto, appunto. Andrea Rinaldo ha già parlato di quell'aspetto, per cui mi sono permesso di non parlarne io per evitare duplicazioni. Una cosa che ha fatto, si chiama Dignità del morire. Permettetemi di chiudere con una rapidissima carrellata di fotografie. Qui non parlerò molto, e sono 30 minuti adesso, spero che la Presidenza mi ceda ancora un minuto. Tutto il tempo che ti serve. No, un minuto. Qui manca una foto, non è possibile. È saltata una foto stupenda. Scusatemi perché questa è grave che non ci sia, e non capisco come sia successo. E niente, era una bellissima foto di Anna Rosa e Azzone. Deve essere saltata quando... Vabbè. Ah no, non l'ha copiata. Sono
scusatemi, vabbè. Cercheremo di pubblicarla altrove, non è passata. Vabbè. È una bellissima... Vabbè, non perdiamo tempo. Comunque, la tenuta Roveglia, i nostri ospiti sono Anna Rosa e Licio Azzone. Questa è un'altra immagine meno convenzionale dell'altra grande passione di Azzone, che è la tenuta agricola Azzone Zweifel, detta Roveglia, della sua località, e qui è impegnato a fare l'assaggio e a valutare il vino assieme al signor Paolo Fabiani, che è il direttore tecnico di questa azienda. E queste erano cose mitiche, perché alle feste di Azzone qui vedete un past president e un current president dell'istituto, ex rettore, futuro rettore, allieva, colleghi che non ci sono più, colleghi che ci sono ancora, una rara immagine del professor Montecucco. Lui non c'è mai nelle foto perché le prendeva lui, e lo ringrazio per avermi ceduto a questa serie. Ho dovuto fare una selezione, qui lo vedete con la signora Anna Rosa e con Carla Scaroni, lo vedete sorridente in molte foto, Mario Terzi, allievi, amici, ancora. Il suo grande amico, non ho avuto tempo di dire quanti amici avesse fra i chimici e i fisici, erano forse i suoi interlocutori privilegiati, e qui c'è Nanni Giacometti, ma c'è anche Dal Palù, Gino Chieco, il preside Tiengo, guardate qui, Benedetto De Bernard, la Sara quando aspettava il primo figlio, ancora Anna Rosa col genero. Insomma, era anche questo, no? Io dico Giovanni Felice Azzone, nessuno lo chiamava Felice perché gli amici lo chiamavano Licio e gli altri lo chiamavano professore, ma credo sia nomen omen, ha avuto una vita felice quasi fino alla fine. Dico quasi perché la malattia negli ultimi anni gli ha impedito di essere quell'essere sociale e affettuoso ospitale che era, e ci ha privati proprio di questo, per quello ho voluto chiudere con una nota un pochino più lieve. Ecco, questo ve l'ho detto. Adorava la moglie, figlie, nipoti, e adorare non è una parola esagerata in questo caso. Io spero di aver ricordato in modo adeguato non solo appunto lo spessore, i meriti di quest'uomo, ma anche le sue doti umane di simpatia e generosità, e sono sicuro che ne sentiamo la mancanza in molti. Grazie al professor Bernardi, grazie Paolo per questa bellissima commemorazione che, per quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere anche in questo contesto Licio Azzone, ha molto significato. Spero anche molto per quelli che non hanno vissuto quella stagione, ma che certamente, ve ne renderete conto, è dentro di noi, insomma, e l'Istituto gli è molto grato per tutto questo. Vi ringrazio. Interrompiamo la seduta per pochi minuti per poter salutare la famiglia e a dopo.